Buone stelle da Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Ben ritrovati a tutti amici delle stelle, un buon inizio settimana in compagnia dell'oroscopo di Radio.0 e quindi pronti per queste ultime novità anche per le ultime giornate del mese di agosto? E allora iniziamo subito e partiamo dall'Ariete. Mercurio da oggi in Bilancia vi mette in testa qualche strano pensiero, ma grazie alla luna in Gemelli sdrammatizzate e passate oltre. Avrete l'occasione di mettervi in luce, lasciando sullo sfondo i rivali, pettegolezzi e chi vi vorrebbe perfetti. Toro, ottimi rapporti di collaborazione con i familiari, molti progetti di lavoro sono da definire o da rivedere per adeguarli a nuovi scenari professionali. Scelte importanti anche per le finanze oggi, correrete anche qualche rischio ma i risultati appaiono al momento promettenti. Gemelli, buone nuove dal cielo, Mercurio da oggi in Bilancia fungerà da trampolino di lancio per gli studi, gli affari e la comunicativa, vostro punto di forza. Scoprirete inoltre che la creatività e il piacere di costruire possono agevolmente rendere la routine meno noiosa e meno ripetitiva. Cancro, mente affollata di preoccupazioni? Sgombratela, praticando la meditazione o ricorrendo a una visualizzazione guidata potranno esservi di grande aiuto. Potrete accusare un calo della voglia di produrre a tutti i costi oggi, ma non è detto che questo sia un male. Leone, il ritorno della luna in Gemelli non delude le vostre speranze, vi sentite giovani, avete intorno facce allegre e siete frizzanti e pieni di idee. Nuove e simpatiche conoscenze inoltre che oltre all'amabilità hanno il pregio di avere una fitta rete di contatti. Vergine, appuntamento con l'incertezza per voi, nonostante i risultati, i consensi ricevuti basta una piuma per far pendere la bilancia dalla parte dell'ansia. Un piccolo cambiamento di programma non indica però necessariamente che tutto sia precario o traballante. Bilancia, morale alto e gratificazioni a 1000 oggi, sia nella carriera sia nella vita affettiva. Questo è il regalo della luna in Gemelli e del suo prestigioso accompagnatore Mercurio. Una quantità di facilitazioni su tutti i piani per voi, spostamenti, rientro al lavoro e nuove mansioni filano lisci. Scorpione, probabilmente le ferie sono finite con tutte le conseguenze, la voglia è poca, ma riprendere il tran tran quotidiano sarà più facile a farsi che a dirsi. L'importante è un quadro chiaro degli obiettivi da raggiungere, da lì si tratta solo di muovervi con pazienza. Sagittario, luna in Gemelli seccante per la sua quadratura al sole, avete appena ricominciato a lavorare e già dall'alto piove un mare di richieste irritanti e impossibili. La buona nuova almeno è l'ingresso di Mercurio in Bilancia che vi fa fronteggiare qualunque emergenza. Capricorno, lunedì di ordinaria amministrazione con l'unica sorpresa di un aumento del carico di impegni, ma quando mai la fatica vi ha spaventato? Alcune situazioni nell'ambiente lavorativo non vi vanno a genio, ma le direttive dei capi non si discutono. Acquario, complice la luna armonica a Saturno vi sentite molto bene, le novità vi entusiasmano e lavorare per voi è un autentico piacere, continuate così. Di buona lena con un sangue freddo da eroi mettete mano ai vostri compiti mantenendo però sempre il buon umore. E chiudiamo infine con i pesci, non è un incontro pacifico quello in atto tra il sole e la luna e voi che siete in mezzo ne fate le spese, defilatevi, creano soltanto confusione. C'è chi la vuole cotta e chi la vuole cruda, ma voi come la volete? Una bella domanda che merita una risposta. Ed è tutto quindi anche per oggi, per questo nuovo inizio settimana dalle stelle dell'estate. Ci risentiamo domani per tutte le novità. Intanto una buona giornata a tutti e naturalmente buona fortuna! Radio.0, La miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Radio.0